Allora, uno degli argomenti che la nostra lista non ha mai mancato e che è sempre stato i punti principali all'ordine del giorno è il sociale, il welfare. E quindi proseguiremo in quelli che sono 3 progetti, vado a leggerli per evitare di dimenticarli. Parlo dello sportello Alzheimer, dell'Emporio della Solidarietà e del Chiama Me. Lo sportello Alzheimer è stato introdotto in questo mandato, è un sostegno importante per i familiari con anziani che hanno un decadimento cognitivo di demenza. Purtroppo è una necessità e bisogna saper far fronte anche a queste necessità. E quindi è uno sportello che abbiamo voluto fortemente aprire e che ci siamo resi conto essere assolutamente necessario. Come necessario è l'Emporio della Solidarietà, anche questo una novità di questo mandato. Le famiglie in difficoltà che hanno bisogno di aiuto sono sempre di più, i dati statistici ce lo dicono in maniera importante e aggiungo un termine forte, drammatica, e quindi l'Emporio della Solidarietà è stata una risposta per poter aiutare le numerose famiglie che hanno avuto problemi ingigantiti dalla situazione degli ultimi 2 anni. E il servizio Chiama Me è un servizio apprezzato, un servizio, io dico bello, perché ci sono diverse persone, specialmente di una certa età, che non hanno la propria macchina, magari non hanno un parente che ha la disponibilità per poterli portare o accompagnare a fare una visita. Ecco, questo è il servizio Chiama Me, una telefonata e Chiama Me porta la persona a fare le analisi del sangue, porta la persona a fare una visita. Anche questo è un servizio importante e che in questi giorni al mercato le signore con cui ho parlato mi hanno ripetutamente chiesto di mantenere e naturalmente abbiamo confermato che così sarà anche nei prossimi 5 anni. Abbiamo ricevuto un nuovo contributo di 1 milione di euro per migliorare la nostra casa di riposo. Sì, il nostro programma è vero, è complesso, è grande, è articolato, ma perché alle cose nuove abbiamo dovuto aggiungere tutte quelle che dobbiamo portare a termine perché sono iniziate in questo mandato. Una di queste è portare a termine il lavoro della casa di riposo, 1 milione di euro che saranno investiti per migliorare la struttura e migliorare i servizi. Ci siamo presi un impegno civico, questo lo dico con convinzione e ci credo fermamente, a rendere partecipi nella vita sociale le persone con disabilità. Abbiamo la necessità di farli sentire sempre più parte di quella che è la nostra società, di farli includere nella società, ed è per questo che continueremo in maniera convinta nei rapporti con il CAMP. Approfitto per ringraziare il presidente del CAMP che è qui presente, che è una istituzione fondamentale per la nostra città, ma collaboreremo anche con altre realtà locali per cercare di trovare delle risposte, per far sentire le persone e soprattutto le famiglie che sono con loro nella consapevolezza di avere anche l'amministrazione al proprio fianco.